L'ambasciatore russo a Washington minaccia uno scontro diretto con gli Stati Uniti se continueranno a fornire aiuto militare. Sono emerse nuove drammatiche scoperte di crimini di guerra, questa volta a Makariv, almeno 130 le vittime, segni di torture. Lì è andata la nostra inviata Stefania Battistini, ci colleghiamo con lei che è appunto tornata da pochissimo a Kiev. Sì, quello che dicevi è proprio il bilancio che ne ha fatto il sindaco di questa cittadina a 60 km da Kiev, sulla strada che porta a ovest verso Leopoli, ed era considerata militarmente strategica per i russi proprio per interrompere le forniture alle truppe ucraine. Ecco, questo è il bilancio, oltre 130 morti, un'altra strage di civili purtroppo non è l'unica che emerge oggi anche nella regione di Cherniv, più a nord, lo vedete nelle immagini. La difesa fa sapere di aver trovato in questa chiesa, nel villaggio di Lukashivka, dei corpi fucilati su cui sta lavorando la scientifica. Hanno trovato anche esplosivi, hanno detto proprio per provocare morte anche dopo la ritirata. Questo accade proprio vicino al villaggio di Lyahid, dove siamo stati 3 giorni fa e dove ci hanno detto le truppe arrivate dalla Siberia hanno tenuto prigionieri 300 persone in un rifugio, di cui 12 sono morte soffocate. Ma vediamo insieme adesso qual è la situazione a Bucha e a Makariv, partendo proprio da quest'ultima. È Makariv, oggi, fatta di terra accumulata, diventata tomba, e di terra scavata, diventata trincea. Le truppe di Mosca hanno preso possesso di questa casa. C'è il loro rancio lì, a terra, e di fianco una trincea piena di bottiglie di vodka. Accanto alla trincea russa c'è una tomba. L'ho seppellito io appena i russi se ne sono andati. Era un ragazzo. L'hanno ammazzato solo perché aveva un telefono. Altri 3 li abbiamo seppelliti lì, nel giardino di quella casa. Non potete immaginare cos'è stato. È la Spoon River di Makariv, polverizzata nelle case, tra i giardini, sotto la terra nera dell'Ucraina. Di più non si poteva fare. I russi hanno ucciso 4 uomini in questa via, uomini giovani. Solo in questo piccolo villaggio di Andriivka, distretto di Makariv, sono scomparse 57 persone. Abbiamo trovato 133 corpi. Tra questi c'è una ragazzina violentata e sgozzata, ma per lo più sono morti in macchina. Il giorno più terribile è stato quando ci siamo accordati con i russi per un corridoio umanitario. Avevano acconsentito a far evacuare 13 auto, ma solo 5 sono riuscite ad uscire. Gli hanno sparato contro. Quel cimitero di auto, con i corpi ancora dentro. Qui il cartello dice c'è un cadavere tra queste macerie. E anche qua dentro ci sono i resti carbonizzati di 2 persone. E qui non è soltanto l'esplosione, ma sono anche colpi di mitragliatrice. Quest'auto racconta la dinamica. Hanno sparato direttamente qui per uccidere, auto di civili in fuga. A Bucha, dietro la chiesa, si continua a scavare nelle fosse comuni. Pensavamo fossero 280 i morti. In pochi giorni sono già 360. L'offensiva russa si intensifica sull'est del paese all'indomani della strage alla stazione di Kramatorsk. Continuano gli attacchi sulle città, le autorità locali invitano la popolazione a fuggire. Silvia Balducci.